Oggi presentazione del dossier, un dossier che speriamo venga ben accolto dalla giuria. Sì, oggi stiamo presentando a voi giornalisti il dossier che il progettista, il dottore Albergoni, ha redatto. È un dossier intenso di contenuti, penso sia anche innovativo, perché quello che ho sempre detto è il dossier deve avere un'anima, non deve essere soltanto una descrizione di quello che noi abbiamo, un enunciare i monumenti o la nostra storia. Oltre a questo bisogna dare un'anima a questo lavoro. L'anima penso che sia questa volta incentrata su diversi argomenti, tipo anche sull'integrazione, sull'accoglienza, perché no anche dei progetti internazionali, e Agrigento deve diventare città internazionale, città europea. Speriamo che lo sforzo di questo grande lavoro ci possa dare buoni risultati. Presidente, un dossier Agrigento Capitale della Cultura 2025, un dossier cui lei ha partecipato in maniera attiva e fattiva, mettendo a frutto anche le sue conoscenze e le conoscenze del territorio. Io mi sono limitato a fare il mio dovere e non solo, mi sono pure divertito con questo lavoro, scoprendo, fra le altre cose, una provincia meravigliosa che molti definiscono fra le più povere d'Italia, ma che di fatto è una delle più ricche, non solo sul piano paesaggistico, non solo sul piano delle bellezze naturali, non solo sul piano delle vestigia storiche, ma anche sul piano dei beni immateriali. In questo periodo, lungo per la verità, da più di 7 mesi, ho piacevolmente fatto il giro della provincia di Agrigento e ho scoperto delle cose meravigliose, che poi sono entrate come parte integrante di questo dossier di candidatura e credo che serviranno a stimolare la sensibilità, l'attenzione e l'impegno dei giurati. Noi aspiriamo ad ottenere questo risultato anche perché sarebbe un premio non solo per la città di Agrigento, ma per un vasto territorio che può rivendicare storia, cultura, letteratura, spettacolo, arte, tutto quello che effettivamente necessita per ottenere questo riconoscimento. Ma attenzione, non abbiamo finito con il lavoro. Abbiamo sicuramente registrato con soddisfazione il rispetto dei tempi, la redazione di un dossier che è sicuramente ricco e qualificato, ma da qui a quando ci sarà l'audizione, che è la seconda parte del percorso, riservata alle 10 città candidate che saranno selezionate dalla Commissione, dovremo continuare a lavorare alacremente per aggiungere altri elementi, anche in termini di partecipazione, a quello che c'è scritto nel dossier. È per questo che noi chiamiamo non solo ad uno scatto di orgoglio tutti gli agrigentini e i cittadini della provincia, ma chiamiamo ad un impegno fattivo le istituzioni, i letterati, gli intellettuali, gli artisti, in maniera da dare fiato a quella che è la loro fantasia, a quello che è il loro impegno, a quello che è l'amore per questa città e per questa provincia, perché non voglio dire che il risultato è ad un passo da noi, però ci possiamo considerare sicuramente vicini alla meta, dipenderà principalmente da noi. Noi stiamo facendo la nostra parte, speriamo che tutti gli agrigentini e i cittadini della provincia possano fare la loro e da questo punto di vista sono particolarmente fiducioso. Che lavoro è stato redigere questo dossier, un dossier sicuramente molto complesso che ha visto non solo Agrigento ma il territorio agrigentino impegnato e partecipare proprio al progetto? È stato un lavoro entusiasmante, complesso perché riuscire a mettere all'interno di un dossier di 60 pagine la ricchezza culturale del passato e del presente di questa terra e di tutto il territorio coinvolto non è stato semplice ed è stato entusiasmante perché abbiamo riscontrato negli interlocutori europei, internazionali che abbiamo coinvolto nelle attività un interesse enorme per questa terra e un sostegno alla candidatura non in una logica di endorsement sterili, ma di desiderio di partecipare con le idee, con le proposte e con i progetti concreti da realizzare. Diceva il Sindaco, ci abbiamo messo l'anima. Questo è un progetto che ha un'anima forte, il titolo stesso, il sé, l'altro, la natura ne è testimonianza e ci sono alcune cose che stanno maturando, delle quali daremo notizia via via, che daranno
ancora più forza a quest'anima che sarà un'anima agrigentina ma rivolta al contesto internazionale. L'audizione quando potrebbe essere? L'audizione sarà probabilmente nel mese di dicembre.